uguale spettacolo, partite a 7, tenendo sempre d'occhio i propri obiettivi, riprendersi, rimanere lì. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al palazzetto dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo. C'è Real Termini Messina, ottava giornata del girone H di Serie B. Il Real Termini vuole rialzarsi da un periodo abbastanza difficile che è partito dall'eliminazione dalla Coppa della divisione, poi 3 sconfitte di fila in campionato contro Acri, Mirto e Megara Augusta, la peggior striscia in stagione fino ad ora. Dall'altro lato il Messina in risalita, un inizio negativo con un solo pari nelle prime 4 partite, includendo il primo turno di Coppa, ultime 4 diverse con 10 punti conquistati su 12, nella speranza di fare sempre meglio per la squadra di Battiato. Le due squadre, a proposito, con il Real Termini oggi in maglia e pantaloncini bianchi d'alba e Perdichizzi a disposizione per la porta, dopodiché Simone Domino, Bisesi, Paesano, Fuschi, Mantia, Cassar dell'Aria, De Sousa, Cortese e Castagna a disposizione di Giuseppe Lavita. Il Messina invece in maglia giallo-rossa a disposizione di Salvatore Battiato. Ci sono Fiumara e Venuto per quanto riguarda la porta, poi Cucinotta, Gennaro, Coppolino, Vasi, Costanzo, Maluc, Guarnieri, Barbagallo, Fallico e De Luca. L'arbitro della partita è Emanuele Di Gregorio di Catania, assistito da Salvatore Cucuzzella di Ragusa. Al cronometro c'è Davide Fonti di Caltanissetta. Veramente poco pubblico oggi al Palazzetto dello Sport di Bagheria, con le due squadre quasi pronte a far rotolare il primo pallone. C'è Fuschi pronto alla battuta. Oggi manca Lucchese nel Real Termini, mentre nel Messina manca Consolo, è stato fuori a causa di noie muscolari. Una partita che, come detto, promette spettacolo. È un derby, quindi entrambe ci tengono assai a fare bene oggi. Tutti comodi. Inizia Real Termini Messina con il primo possesso a favore della squadra di La Vita. Attaccato subito De Sousa, il pallone recuperato da parte di Guarnieri, c'è il passaggio voluto in fascia verso Costanzo, subito a lamentare un fallo. La protezione di Fuschi si va dietro da Paesano, lancio lungo e Anonimo si va direttamente da Venuto in porta per il Messina. Dall'altro lato invece c'è Dalba, pallone di Maluc, uno dei giocatori più talentuosi di questo Messina. Ancora Maluc si inserisce, c'è il tiro, si allunga Dalba in spaccata. Ricordiamo che sono 20 minuti di tempo effettivo per frazione di gioco, quindi ogni volta che viene effettuato il fischio a interrompere il gioco si interrompe di conseguenza il cronometro. Rimessa laterale per il Real Termini, ultimo match la sconfitta 9-2 in casa del Megara Augusta. Pochi gol segnati nelle ultime partite, analizzandole una per una, un vero e proprio exploit per quanto riguarda le due gare di Coppa, per esempio arrivate ai calci di rigore. C'è stato però anche il 7-0 sempre in Coppa contro la AGR di Piazza Armerina. Campionato, 7 gol contro il Drago Cireale, sempre qui a Bagheria. Per quanto riguarda il resto bisogna far di più. Tiene il pallone Coppolino, si affida a Venuto, pallone che però finisce fuori. De Sousa per Fuschi, non si capisce qui la squadra di casa.
Messina che invece dall'altro lato è reduce dal 4-2 contro il Monreale, quindi da un altro derby. Oggi vorrebbe fare altrettanto bene, vuole fare triste perché prima della gara con il Monreale ci fu il 6-4 contro l'Arcobaleno Ispica. Everton Guarnieri spalla la porta in lunetta per il tentativo di conclusione, si ritorna indietro, alla fine è rimessa laterale per il Real Termini. Assoluta matricola di questa girone H di Serie B. Messina che invece l'anno scorso si chiamava PGS Luce, quest'anno il cambio di denominazione più rappresentativo per una delle città protagoniste in Sicilia. Lanciato Fuschi, alla fine è andato a risolvere Everton Guarnieri, tiene palla Maluk in fase difensiva, il Messina prova ad uscire, se la cava passando a Guarnieri, la pressione con fallo. C'è il calcio di punizione, era praticamente finito nella panchina avversaria De Sousa. Johnny De Sousa, classe 2003, 2 gol tra l'altro nell'ultimo match, gli unici 2 del Real Termini contro il Megara Augusta. Guarnieri da fuori passo, palo con il tacco di Maluk sotto porta, occasionissima Messina. Fuschi dall'altro lato subito, se la porta sul sinistro, se l'è allungata un po' troppo, ma che occasione per il Messina, ne stava venendo fuori un gol bellissimo, pallone basso in diagonale, sotto porta il tacco colpendo il palo da parte di Maluk. Che azione, lui che reduce da 4 partite a segno, ha segnato 5 gol in questi ultimi 4 match vittoriosi, o comunque guadagnando almeno un punto per il Messina, salito a 7 in stagione dietro a Costanzo che invece è a 11, tutti i gol segnati tra l'altro in campionato. Ci fu anche il poker nel 6-4 contro l'Arcobaleno Ispica. Guarnieri prova ad andare, ripallo, occhio al pallone che quasi entra in porta per caso, viene messo fuori. Maluk gira dietro, conclusione da fuori, finisce di poco al lato del palo. Coppolino. Messina pericoloso quando sono passati i primi 5, sempre 0-0. Real Termini particolarmente cauto. Ancora aleggia quel palo di Maluk. Guarnieri calcia male sugli avversari, alzata morbida invece per il Real Termini. Fuschi al volo con la deviazione da parte di Venuto, il gol di Fuschi, 1-0 Real Termini. A sorpresa a segno il capitano Gianmario Fuschi. La gioia personale per Fuschi che sblocca la partita dopo che il Real aveva subito quel palo da parte di Maluk. Dunque cambia il parziale a Bagheria con il quarto gol stagionale di Fuschi. Era secco da 2 il classe 78. Messina chiamato alla risposta. Guarnieri finta il tiro, ancora Guarnieri, la allarga, c'è la conclusione, pallone che capita in aria da Maluk. C'era la proposta di Coppolino, riparte il Real Termini in velocità.
Fuschi apprezza comunque il diagonale di Paesano. Maluk, Everton Guarnieri, si va in fascia da Coppolino, intanto Maluk, pallone recuperato dal Real Termini, ma c'è il fallo su Cortese, trattenuta e cartellino giallo per Coppolino. Calcio di punizione per la squadra oggi gestita da Giuseppe Pirrello, perché la vita è assente. La battuta affidata a Paesano è corta. De Sousa punta Maluk. De Sousa suola ancora, De Sousa in mezzo. Pallone buttato via da Guarnieri, rimessa laterale sempre per il Real Termini. Sempre De Sousa in mezzo, Fuschi si muove tanto Paesano, gliela sipa così Scoppolino. Guarnieri, Maluk, avanti il Messina, Maluk in mezzo a due, scivolata alla fine regolare di Cortese, se la allunga così De Sousa e se anche il portiere del Messina venuto, squadra che però riparte, Guarnieri evitato due avversari e poi la rete molto bella da parte di Everton Guarnieri, 1-1 da parte del Messina, giocata di Guarnieri che ha fatto fuori due avversari in scivolata, sono caduti quelli del Real Termini. Ha calciato bene a battere D'Alba. Rimette subito tutti in equilibrio la squadra ospite con il gol di Guarnieri, il quarto in campionato, terza partita consecutiva a segno. Pallone profondo, ferma tutto il Messina con Costanzo, poi Coppolino. Nel frattempo, giustamente De Sousa raccoglie il cartellino giallo perso. Dall'assistente arbitrale. Avanza Maluk, poi si ferma, ma si muove tanto, anche gestendo solamente il pallone. Maluk si porta avanti un paio di finte, c'è il varco, un po' troppo corto per Guarnieri. Piano piano questo pallone stava arrivando lì. Venuto la giocata di Guarnieri ad anticipare Paesano, il tiro respinto da parte di Fuschi, esce palla a piede, Cassar finisce giù con Maluk che recupera, spalla alla porta, il tacco provato da Costanzo, pallone messo fuori, attacca il Messina e dopo un avvio incerto sta facendo bene, altro tiro, sempre con Costanzo, finisce fuori. Un fallo a testa in questi 9,5 iniziali, stesso punteggio per quanto riguarda i gol al vantaggio di Fuschi, ha risposto il gol di Guarnieri, Cassar lungo la fascia, la mantiene per Fuschi, ancora Fuschi, accennato il tiro, Fuschi si trova davanti Venuto, la risposta del portiere classe 2002, alla fine su una minaccia non tanto velenosa di Fuschi, che ha ancora il pallone, Cassar di prima la fa viaggiare, sì, ma dall'altro lato
Il Real Termini però rimane in avanti perché c'è stata una deviazione. La battuta del corner addosso però a Everton Guarnieri. Maluk, eccolo Guarnieri che sale in fascia, si continua, Guarnieri! Il gol del Messina, quello della rimonta, nonostante la caduta di Maluk, 2-1. Abbraccio collettivo del Messina. E dunque rete per Guarnieri con la prima doppietta stagionale. Real Termini per la prima volta sotto oggi. Da capire la risposta. Cortese, Cassar pressato dal nuovo entrato De Luca. Paesano si ferma un po', ha davanti il vice capitano Costanzo e bomber dei giallorossi ospiti, perché giallo e rosso sono i colori anche del Real Termini. Un derby anche, possiamo dire, su questo aspetto. Va ancora il Real Termini, c'è il tiro, pallone fuori, ma qui Mantia aveva l'opportunità di andare al tiro subito, perché davanti non aveva nessuno. Maluk, c'era stato l'attacco di Mattia, avanza Cucinotta, Cassar immediatamente a mettere fuori. Sirena uguale timeout, 2-1 per quanto riguarda i falli, 2-1 anche il parziale in favore del Messina. Doppietta di Guarnieri a rispondere nei confronti del momentaneo vantaggio di Fuschi. Una partita che non sta subendo tantissime interruzioni. Era partito bene il Messina, poi nel lampo quello di Fuschi, che ha trovato per sé un buon pallone. C'era stato anche il tocco da parte di Venuto, poi il Messina è venuto fuori con maggior convinzione, ha trovato la via del gol con Guarnieri 2 volte a risolvere momentaneamente questa fase di partita. Mancano poco meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Real Termini che ritorna in campo. È finito anche il tempo per il Messina che sta un po' di più a bordo campo assieme al suo allenatore Salvatore Battiato. E il Messina ad avere il possesso. Sarà rimesso laterale per pochissimo corner, battuta larga, tiro al volo, schiacciato, deviazione! Il 3-1 del Messina, il gol segnato da Costanzo, pallone sporchissimo, toccato da Cortese subito dopo, indirizzato verso la porta. Allora concediamo la rete tutta a Costanzo. 3-1 dunque per il Messina, con il gol del proprio bomber. Finito Costanzo, sale così a 12. Diventano a questo punto 4 le partite consecutive a segno. C'è il tiro, la risposta di Benuto, poi ci prova anche Cassar, si lamenta un fallo. Inizialmente il tiro di Mantia è stato respinto, pallone in mezzo a cercare Costanzo da parte di Cucinotta. Il gioco rapido del Messina, il pallone è troppo lungo, Maluk perde il duello, Mantia, Cassar, deviazione in angolo di De Luca.
vuole dimostrare di essere vivo il Real Termini, anche perché in prospettiva c'è ancora un intero secondo tempo da giocare e ovviamente poco meno di 9 minuti per quanto riguarda il primo. Maluk contro Kassar, va dietro da Cucinotta. De Luca, ancora Maluk. De Luca intanto si è inserito, si va da Cucinotta. La finta di Costanzo su Paesano che risponde fuori. Intanto è uscito Kasser, è rientrato De Sousa, lato Real Termini. Maluk, le sue solite finte, lo ferma senza fallo Cortese. Poi il recupero di Costanzo. De Luca ancora dietro. Messina più composto. Anche perché non ci sono spazi per avanzare. Adesso il lancio lungo di Costanzo vuole premiare l'inserimento di Maluk. Anche pronto anche a fermare il passaggio in orizzontale del Real Termini in fase di battuta del rimesso laterale. Avanza De Sousa. Dietro Paesano. Si va ancora avanti con il pallone proposto in mezzo. La presa di Venuto. Lancio lungo, esce con tanto rischio d'Alba. Coppolino non ha avuto modo eventualmente di calciare. Coppolino De Luca. Si va da Maluk. Intanto corre in area Cucinotta, pallone in mezzo, il tocco decisivo di Cortese. Paesano se ne va, riesce De Luca. Finta di spazzare fuori. Il pallone arriva a Venuto. Maluk con il tacco involontariamente De Sousa. Paesano finta, poi Mantia l'aggancia, l'ha fatta troppo complicata Paesano qui. Meno di 7 minuti ancora da giocare prima della pausa. Maluk si fa vedere fallico, è entrato poco fa. Il recupero invece di Cortesi a far andare avanti il Real Termini. Maluk protegge, area corner, c'è rimessa. C'è un altro time out, richiama i suoi Pirrello in panchina, ovvero il Real Termini. Si riunisce ovviamente il Messina. Altra interruzione, probabilmente il Real vuole spezzare un po' i ritmi di gioco in una fase della partita in cui tutto è recuperabile, perché sono 2 i gol di svantaggio per il Real. Messina che forse deve recuperare quella velocità d'attacco che ha dimostrato nelle fasi di rimonta, anche se sembra essere una mossa più conservativa, vista anche del secondo tempo da giocare. C'è da dire però che il Real Termini ha pensato molto alla fase difensiva in questi ultimi minuti. Tutti di nuovo in campo da giocare gli ultimi 6 di questo primo tempo, per esentezza 5:57.
rimessa laterale Real con De Souza, che mantiene vive le speranze di far trovare un'occasione ai suoi. Paisano Murato. De Souza, il tiro, pallone fuori e calcio d'angolo dopo la conclusione di Paisano. Paisano in mezzo, arriva da dietro De Souza a schiacciare, il pallone comunque debole. Maluk, Fallico, giro palla Messina, Coppolino chiede di salire i suoi, Battiato, scambiano tanto i ragazzi in maglia giallo-rossa. Paisano allunga e ferma il Messina, poi finisce giù, tutto irregolare, si va avanti con Fallico che però perde il possesso, arriva anche De Luca, pallone a Maluk, largo verso Fallico, la mantiene in campo, in un primo momento sì, poi non più. Altro nuovo entrato in campo che colleziona minuti oggi, Dell'Aria, che arrivò dalla città di Palermo, squadra sempre di Serie B. Reclama la rimessa qui Guarnieri, la meglio De Souza, Fuschi, Paisano morbido sempre verso Fuschi, stessa azione del momentaneo 1-0, ancora venuta in scivolata, fallo del portiere, occhio al cartellino rosso, espulso il portiere del Messina, entrata pericolosissima sul proprio avversario, cerca di spiegarsi con l'arbitro, il portiere ospite Federico Venuto. E dunque entrerà Simone Fiumara a prendere il posto di Venuto dopo l'espulsione. Eccolo qui, già in campo, deve lasciare tutti Venuto. Calcio di punizione dunque per il Real Termini, con Fiumara chiamato alle prime risposte con i guanti in mano. Si va la battuta, suola dietro il tiro, eccolo Fiumara. Messina in 4 al momento. Risposta di Fiumara su Paisano. Cassar, Dell'Aria, larghi da Paisano i giocatori del Real Termini, ancora Paisano davanti a Guarnieri, Dell'Aria non calcia, Cassar, zona corner, calcia sì, fitto in mezzo, potente la risposta di Coppolino, ancora Dell'Aria, altro intervento di Maluk, salvato questo pallone avanti del Real, pallone largo, Cassar arriva da dietro, Paisano, ancora Fiumara all'alzata di Fuschi, colpo di testa in fallo laterale di Coppolino. Dell'Aria, Paisano avanza, Cassar calcia, c'è Maluk, c'è anche Fiumara che esce. Fiumara a lanciare subito, Maluk esce anche qui, Dalba, il tocco di Dalba, ancora Maluk, palo
Maluk è ancora viva, calcia ancora, risponde Dell'Aria, capovolgimenti di fronte, poi il fallo su Guarnieri, dice non ho fatto nulla a Cassar. L'intervento su Everton Guarnieri, calcio di punizione per il Messina, chiamato al cambio Cassar. La punizione affidata a Maluk. Va Maluk su punizione, Dalba ancora in spaccata. Fuschi protegge Dell'Aria. Avanti ancora palla al piede, Fuschi evita prima Guarnieri, poi c'è il fallo. Stavolta lo ha commesso Everton Guarnieri, punizione subito battuta. Paesano, Fuschi dietro, Paesano non la prende, ma per sua fortuna c'è Dalba. Dell'Aria quasi a puntare la porta, tiro respinto da Guarnieri, con Fiumara a prenderla davanti gli occhi di Fuschi. Lancio lungo, occhio all'aggancio in area di rigore, Guarnieri lascia lì per Maluk, non calcia, finta ancora Maluk, si ritaglia lo spazio davanti a lui Dell'Aria a fermare la manovra. Fuschi dall'altro lato, S Fiumara che lo disturba in uscita, tutto ok. Lamentato un po' l'intervento del portiere del Messina. Dell'Aria, Paesano calcia con la punta, davanti a lui Guarnieri, fallo laterale, vuole rimanere così l'animo del Real Termini entro la fine del primo tempo. Arriva intanto da dietro la pressione di Gennaro, entrato dalla panchina. Dell'Aria non può calciare sicuramente, ma Maluk la prende lui, contropiede, pallone largo per Gennaro, fallo laterale. Fuschi, De Sousa, Paesano contro Guarnieri, Dell'Aria, calcia diagonale Fiumara, scontro con De Sousa che è arrivato lì a mettersi davanti il portiere della Messina che stava uscendo a prendere il pallone. Gennaro, Guarnieri, c'è De Sousa. Si muove tanto Gennaro, anche qui pallone forse un po' lungo infatti Dell'Aria, copre Dell'Aria, ancora Gennaro, la rimessa laterale dopo il tocco da parte di Coppolino. Fuschi, meno di un minuto al termine del primo tempo, in avanti Fuschi, il tiro col sinistro, si cerca sempre lui in fase offensiva. 4 falli a 3, 4 per il Real Termini. Fiumara basso, fermato Coppolino, Paesano, De Sousa, tentato il doppio passo De Sousa, e poi voleva la rimessa laterale, incredulo il giocatore del Real Termini.
Gennaro. Le indicazioni suoi, Coppolino da vice capitano. Invece il capitano è Fiumara, che ha preso il posto di Venuto espulso. Paesano, il tiro con Fiumara che raccoglie. Calcia lui verso la porta d'Alba. Fuschi, c'è il tiro deviato da Gennaro. C'è la fine del primo tempo, avanti il Messina 3-1 in rimonta sul Real Termini, il gol di Fuschi, poi la rimonta soprattutto firmata da Guarnieri con una doppietta. Il gol dell'1-3 è stato segnato dal bomber Costanzo, nonostante la deviazione in quella circostanza da parte di Cortese. Una partita in cui ha visto il Real Termini passare sì in vantaggio un po' a sorpresa, nonostante un inizio positivo del Messina, che poi è venuto fuori con più convinzione. E il gol di Guarnieri lo dimostrano. Noi ci risentiamo tra 10 minuti circa per il secondo tempo di Real Termini Messina.
Secondo tempo di Real Termini Messina, siamo nell'8ª giornata del girone H di Serie B, con il 3-1 per la squadra ospite, la doppietta di Guarnieri in risposta al momentaneo vantaggio di Fuschi, 1-3 ad opera di Costanzo. Messina che ha avuto un'espulsione nel primo tempo, quella del portiere Venuto. La squadra di Battiato è rimasta in 4. Adesso una ripresa in cui il Real Termini deve dare segnali nel minor tempo possibile, anche perché gli avversari sono in un buon momento e potrebbero farne altri di gol oltre ai 3 segnati fino ad ora. Avanza Maluk in fascia, fermato da Paesano. Facciamo un recap delle due squadre oggi convocate dai rispettivi staff tecnici. Real Termini in maglia e pantaloncini bianchi, con Perdichizzi ed Alba a disposizione della porta. Gioca ad Alba, poi Dell'Aria che calcia qui in diagonale, chiede il fallo ma non c'è. Oltre a lui, per quanto riguarda i giocatori di movimento, ci sono Simone Domino, Bisesi, Paesano, Fuschi, Mantia, Cassar, De Sousa, Cortese e Castagna. Per quanto riguarda la Messina, oltre a Venuto espulso e Fiumara che ha preso il suo posto, in mezzo al campo vanno a giocare Cucinotta, Gennaro, Coppolino, Vasi, Costanzo, Maluk, Guarnieri, Barbagallo, Fallico e De Luca. De Sousa ne ha 2, si prende la rimessa. Paesano verso il destro, deviazione di Coppolino, calcio d'angolo. Pallone giocato largo, c'è il tiro al volo accennato da Dell'Aria, poi non riesce più perché alla fine c'è il sinistro a chiudere di Costanzo. Paesano, pallone per Cassar, lo ferma così Coppolino, lancio lungo, corre Maluk e riceve finta su Paesano, vuole sicuramente un aiuto, arriva anche Guarnieri, Maluk, grandissimo diagonale, molto preciso per il 4-1 del Messina. La rete da parte di Morad Maluk. Dunque punteggio che cambia ancora, altro gol subito dal Real Termini. Per Maluk sono 8 in stagione. È rimessa Real Termini. Si era lamentato Costanzo, poi l'arbitro va a parlare con Guarnieri. Paesano sempre tra i più squillanti in casa Real Termini, perché è abbastanza giovane, classe 2001. De Sousa in mezzo, poi Fiumara la raccoglie e riparte allora il Messina, palla al piede, avanza ancora una volta la squadra di Battiato, fermata in scivolata. Alla fine Coppolino si è fatto anche male, De Sousa si tocca la nuca. Lui che è arrivato dalla seconda B spagnola, dal Tenerife,
quest'estate. Johnny De Sousa, ma riparte Paesano, ancora Paesano, lo ferma Guarnieri. La chiusura. Alla fine fallosa. Nessuna intesa con Dell'Aria. Poi De Sousa e Paesano vanno a parlare. Guarnieri, la giocata di Costanzo Maluk. Guarnieri intanto se ne va a largo. Cambio di gioco di Coppolino, l'aggancio c'è stato quasi da parte di Guarnieri. Primi 4 del secondo tempo che se ne sono andati. Nel frattempo cambio in porta per il Real Termini, è entrato Perdichizzi al posto di Dalba. De Sousa, Cassar spalla alla porta, il pallone non ritorna più su De Sousa. Viene intanto chiesto di pulire maggiormente la zona dell'area tecnica del Messina. Anche il pallone non è liscissimo. Tutto risolto, battuta su Paesano. In mezzo, ha trovato Cassar. Coppolino fermato Costanzo, che si dispera un po' dopo l'intervento di De Sousa. In porta dunque per il Real Termini Gianluca Perdichizzi. L'anno scorso allo Sporting Alcamo in C1. Battuta da rifare, soprattutto c'è il cambio male De Sousa. Fuschi lo richiama con i gesti, guarda di più. Maluk finta sul tiro, si ritorna dietro con Coppolino, adesso più Mara. Suola di Costanzo, non arriva nessuno. Paesano scambia con Dell'Aria, arriva anche la gestione da quelle parti di Mantia, mette dentro, ma c'è sempre Messina. Maluk, possibilità per Costanzo, non servito, con calma la squadra di Battiato. Passaggio sbagliato anche da parte degli ospiti. Paesano avanza, fermato in lunetta regolarmente da Maluk. Costanzo va avanti il Messina, pallone in mezzo, Fuschi rischia l'autogol.
Corner Messina, Guarnieri per Di Chizzi, prima parata del suo pomeriggio. Secondo tempo che sta scorrendo sulla falsa riga di quello che è successo nel primo, ovvero con il Messina in vantaggio. Giù Coppolino, rialzato da Mantia. Deviazione, pallone in diagonale che arriva, Fuschi. Poi è difficile controllarlo bene. Panchina della Messina che si è alzata a riscaldarsi. Anche lo stesso Gennaro è presente, lui che ha raccolto qualche minuto nel primo tempo. Sbaglia Maluk, rimessa Real. Fuschi guarda Paesano dell'aria a puntare Maluk, a fintare il tiro, Maluk la tocca, ancora dell'aria, è sua. Poi Costanzo a respingere. Pallone in mezzo a Fuschi, al volo sulla schiena di Coppolino. Ci prova il Real dell'aria, si la cava, pallone largo, Mantia su Fiumara che poi se la prende. Pallone lungo, Paesano ad anticipare Costanzo. L'anticipo di Mantia, troppo tardi. Verso gli 8 minuti giocati di questo secondo tempo. Fiumara, palla al piede lui, passaggio rischiosissimo per Coppolino, la va a toccare Fuschi, c'è Mantia, Coppolino. E ok, quasi del tutto Maluk, giocata, stava facendo per Di Chizzi, ancora Maluk, passaggio in mezzo, Coppolino, non la mette dentro, per Di Chizzi. Batte Coppolino largo, non c'è bisogno di pressare. Maluk, ci troviamo però subito lì, Coppolino, finta, allarga, Costanzo, fuori. Occasionissima per fare doppietta per Costanzo, pallone largo, Fuschi mezzo a due, poi finisce a terra, c'è il fischio. Calcio di punizione per il Real Termini, secondo fallo della Messina in questo secondo tempo. Restiamo concentrati, dice Fiumara dalla porta. Sistema la sua barriera. Va dell'aria. Calcia dell'aria, pallone in mezzo. Fuschi ha cercato la deviazione vincente. Fiumara a lanciare Costanzo, tocca dell'aria.
Cambio rimessa. Paesano. Dell'aria si va ad inserire Mantia. Fuschi, Paesano ferma tutto, il Messina con Guarnieri, poi Dell'aria, passaggio dietro, Fuschi forse si fa anche male nel servire quel pallone. Le smorfie di Fuschi, vediamo quanto resisterà, se sarà una cosa momentanea. Ancora Fuschi, c'è lo scatto da parte sua, poi Paesano, Dell'aria prova ad avanzare il Real, ma si trova davanti la presenza di Cucinotta. Nel frattempo c'è un cartellino giallo nella panchina del Real Termini. D'Alba è stato ammonito. Fiumara, uscito di un bel po'. 2 palloni in campo però. Si ricomincerà da un calcio di punizione. Non va a battere a questo punto Fiumara, che rientra nella propria area. Tocco di Fuschi, Dell'aria verso Mantia, ferma Cucinotta, riparte il Messina, cerca di farlo con velocità. Maluk si allarga Cucinotta, Maluk con la punta e doppietta per Morad Maluk. 5-1 per il Messina. Ed è time out. Segna ancora la squadra di Battiato. Non gol stagionale per Maluk, seconda doppietta dopo quella realizzata nel 7-2 in casa del Casali del Manco, scusando un po' il gioco di parole. Ci ha provato ad attaccare il Real Termini, non ci sono però occasioni concrete verso la porta di Fiumara. Addirittura Fuschi ha rischiato un autogol. Partita tutto sommato corretta, perché i falli commessi sono soltanto 2 in questo secondo tempo, entrambi commessi dal Messina. Poco più di 10 minuti alla termine del match, che sembra già scritto. Cucinotta, il tocco da parte di Cortese. Gennaro, Fiumara, lancio lungo verso Perdichizzi. Paesano verso l'interno, ha evitato Cucinotta. Paesano, Mantia, di nuovo da Paesano. Vuole fare tutto lui Dell'aria, fermato da Costanzo. Occhio al passaggio corto di Paesano, se la cava in qualche modo il Real Termini. Poi Dell'aria trova Gennaro, che spazza dietro Paesano, c'è soltanto lui. Cortese
Tante indicazioni di Fiumara ai suoi, dalla porta dell'area, finta il tiro contro Gennaro, la protegge ancora, poi voleva il fallo dopo l'intervento di Costanzo, non c'è stato nulla. Mantia la giocata, ne salta un altro ancora, Mantia, palo! Cosa ha fatto Mantia? Ne ha superati due, poi tutto si è spento con quel palo, un palo per parte in questo match, tutti e due seguiti da una grande azione. Uno per parte. Mantia, vediamo se ci vuole riprovare, un po' più difficile. Paesano, cenni di movimento di Cortese. Mantia, Paesano sempre di più avanti, il tiro di Fiumara che esulta dopo aver murato Cortese, avanza Maluk, c'è il tiro di Maluk per De Chizzi. La battuta corta, Gennaro ci vuole provare per De Chizzi, gran parata questa. Altro corner per il Messina. Anche Coppolino cerca di prendere la mira da fuori. Gennaro, il tocco di Paesano, Cortese, sale Paesano, lascia dietro a Mantia, Cortese riceve poi dell'aria, la prende in controtempo, mette fuori Mantia. Time out a 7:33 dal termine, con il Messina sempre avanti per 5-1. Le reti Fuschi per il Real, poi hanno dilagato i ragazzi allenati da Salvatore Battiato con le doppiette di Guarnieri e Maluk, in mezzo il gol di Costanzo. In quella circostanza, dopo il tiro sporco di Costanzo, ci fu il tocco avversario di Cortese. Forse un po' giù di morale il Real Termini. Indicazioni tattiche invece per Battiato ai suoi. Fiumara, Coppolino un po' pressato da Cortese, il tocco di Maluk e per Paesano adesso Mantia, doppio passo, continua Gennaro, Paesano tiene tanto il pallone, serve dietro dell'aria, ancora in mezzo il passaggio che non riesce per il Real. Paesano chiude su Gennaro, entra intanto anche Barbagallo in casa Messina al posto di Maluk, uno dei migliori in campo. Gennaro va a ricevere, così De Luca
anche una spallata avversaria. Dell'Aria va a chiudere Barbagallo, classe 2003 come tanti suoi compagni. Paesano, Barbagallo sta davanti a lui, Mantia cerca di ritagliarsi lo spazio, serve dietro, Bellaria, spalla una porta per Cortese, fermato in maniera regolare, si allarga Barbagallo, ma Coppolino non fa granché, non può farlo, poi il duello con Cortese, pallone per lui, ancora Cortese, sempre in aria, chiude Gennaro. Paesano lascia lì, Mantia sola dietro, De Sousa è entrato appena poco fa. Dell'Aria, il tocco di De Luca che poi va a perdere l'equilibrio. Occhio a farsi male perché si gioca nel parquet. De Sousa il tiro sul palo. Pallone meno verso lo specchio della porta. Fiumara, va lui. Il passaggio rischioso ma c'è per De Luca. Il Real prova ad approfittarne. Poi Fiumara va a chiedere scusa a Daniele De Luca. Ancora De Luca, allarga da Barbagallo, fermato, tutto ok, De Sousa in contropiede, c'è però l'intervento di Everton Guarnieri. Ottimo qui, il giocatore del Messina. Poi che frizione con Dell'Aria. Alzata morbida di Fiumara, fuori 4,5 alla fine. Partita che dà pochi spunti in questo finale. Real Termini che non si arrende ma concretamente può fare e anche fa poco. Fuschi, vediamo cosa si inventa Fiumara, rischiando anche di far male a De Sousa. Paesano, De Sousa lascia lì, Paesano, tiro ribattuto immediatamente da Guarnieri, De Sousa supera 2, De Luca non lo ferma, pallone in mezzo a Fuschi, Fiumara! Quasi gridare in faccia a Fuschi, data la sua gioia nel prendersi quel pallone. Sempre sul pezzo Simone Fiumara. In questa squadra anche l'anno scorso. Paesano esce di poco.
De Luca non va insieme a Falico. Praticamente solo Vasi non ha disputato minuti oggi in casa Messina. Poi spazio un po' per tutti. Oggi Messina ha dovuto fare a meno di Consolo, uno che tiene molto il pallone. Il Paesano ancora da fuori, è un passaggio verso De Sousa. Sembrava proprio volesse tirare. C'è un altro tiro dall'altro lato con Perdechici che risponde. Meno di 3 alla fine. Fiumara per De Chizzi, scambio tra portieri. De Sousa controlla, non può andare al tiro al volo perché Guarnieri va addosso al laterale del Real. Ammonito intanto De Luca. È il primo di fatto in casa Messina. Lato Real invece c'è stato D'Alba. Richiamato tanto De Luca. De Sousa, centrale Fiumara. Poi De Sousa finisce giù. Altro cartellino per De Luca, espulsione. Secondo espulso in casa Messina oggi. Chiamato ad andare fuori De Luca. Nella zona degli spogliatoi. Doccia anticipata per lui. C'è il tiro, Fiumara, poi l'anticipo di De Sousa, Fuschi la butta lui dentro. 2-5, doppietta per Gianmario Fuschi. Punteggio che cambia, sostanza che invece rimane quella, la doppietta di Fuschi, la prima in stagione, quinto gol in campionato, anche lui era secco da 2, aveva segnato sempre un gol nell'arco di una partita, in occasione della gara con la GR di Piazza Armerina, e 16esimi di Coppa con la Sicurlube. Intanto per De Chizzi su Maluk. Infine l'ultimo gol di Fuschi era stato segnato nella trasferta contro l'Acri. Fallico d'esterno, non trova nessuno. Paesano si accentra, riceve dall'altro lato De Sousa, il tiro ribattuto da Vasi. Così il Messina sfrutta tutti i suoi giocatori a disposizione oggi. Fuschi si fa male
quando prova ad agganciare. Maluk si allarga Guarnieri, Maluk contro Paesano, passa liscio di Maluk, prova a ripartire il nuovo entrato Simone, domino, poi tiro deviato di Maluk in corner. Guarnieri dall'altro lato va a ricevere in questo modo Cucinota, che chiede scusa a tutti immediatamente. De Sousa verso il centro, Fuschi, pallone di ritorno, De Sousa che fa fuori 2 con la finta, poi Guarnieri la sua esperienza la mette in avanti verso Cucinotta, ma finisce fuori no, perché la recupera Paesano. In realtà sì, c'è comunque rimessa laterale per il Real Termini. Fuschi dietro, Paesano, Fuschi non può calciare, ancora Fuschi, il tocco di Guarnieri, fare male nei confronti di De Sousa. Forse troppo dolore per De Sousa. Zona dell'interno coscia. Viene rialzato da terra De Sousa. Accompagnato fuori. Real Termini che gioca questi ultimi 20 secondi. Non c'è tanta voglia in realtà. Entrambe le squadre si salutano in mezzo al campo, il tempo viene lasciato scorrere, finisce così con la vittoria del Messina per 5-2. Altro successo per i giallorossi di Battiato, così si continua questa striscia positiva di risultati, 4 vittorie nelle ultime 5, in mezzo c'è stato il pareggio con l'Ecosystem Lamezia, 5-2 al Real Termini, che invece dall'altra parte subisce la quinta sconfitta di fila, la quarta in campionato. Le reti Fuschi apre e Fuschi chiude, in mezzo le doppiette di Guarnieri e Maluk, in mezzo a loro volta a questi gol la rete di Costanzo. Si cerca di capire ciò che è accaduto su De Sousa, che si rialza adesso, sembra essere una botta grave quella per Gianni De Sousa, giovanissimo, classe 2003. Giustamente per un giovane non è sempre facile da digerire quando si subiscono colpi del genere. Uno che oggi si è proposto tanto, nel supporto dei compagni di squadra. Su De Sousa si cercherà di capire nelle prossime ore
quelle che saranno le proprie condizioni e tutto dalla chiesa Setti Carraro di Bagheria. 5-2 per il Messina sul Real Termini. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.